Area ex Nigi di Mogliano. Benvengano i progetti di riqualificazione e rigenerazione di grandi spazi abbandonati ed in degrado, ma attenzione a ciò che poi si mette dentro questi spazi, che deve essere funzionale e utile al territorio e alla comunità. E questo in sostanza il messaggio che 9 associazioni di categoria, da Ascoma, CNA, Confartigianato, Casartigiani, Lega Coop, Confcooperative, Confesercenti, Confagricoltura e CIA hanno mandato al Comune attraverso le osservazioni alla variante 1 al PAT. Quindi sì al recupero, ma no all'insediamento di nuove strutture commerciali medio-grandi come ipermercati o centri commerciali, dei quali il territorio è già saturo e che mettono in crisi il commercio al dettaglio. È un processo che la comunità deve anche gestire, perché questi servizi sotto casa sono servizi fondamentali per il cittadino, per le fasce deboli, lo abbiamo visto anche durante l'emergenza del Covid. Quindi noi non possiamo pensare di occuparci come amministrazioni solo di risolvere il problema del contenitore e quindi togliere il brutto e mettere il bello e mettere un qualcosa di nuovo e non occuparci del contenuto. Il contenuto che entra in questi contenitori deve essere funzionale alla comunità, non funzionale alle esigenze di un privato. Il documento consegnato all'amministrazione comunale si chiude con una proposta concreta, che è quella del recupero a verde dell'area, ripristinando il più possibile le condizioni di naturalità dei suoli con la demolizione dei manufatti esistenti ed il trasferimento della cubatura in zone proprie e compatibili con l'edificato.